L'impatto violentissimo, il furgoncino che è finito sotto il camion, le lamiere contorte ed un'altra vittima della strada. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo l'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Bivio A4 a 57 e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare la vittima rimasta incastrata nel posto di guida. Nulla da fare per il conducente del furgone, un ottantenne originario di Montagnana ma residente da anni ad Abano Terme. Da una prima ricostruzione nel tratto c'erano rallentamenti segnalati a più riprese dalla concessionaria autostradale con i pannelli a messaggio variabile. Ad un tratto il furgone, per motivi da accertare, ha urtato a forte velocità l'auto articolato che lo procedeva nella coda a tratti. In un attimo si è consumata la tragedia. Nulla hanno potuto fare i sanitari del SUEM 118 arrivati con ambulanza automedica e elisoccorso. L'uomo è morto sul colpo. Le squadre dei vigili del fuoco, che sono accorse da Mestre Treviso, con l'autogru hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto l'autista del furgone. Il lavoro dei soccorsi ed il silenzio degli operatori di fronte all'ennesima vittima della strada. Il tratto non è stato chiuso, ma il traffico è stato fatto deviare su una corsia, inevitabili comunque le lunghe code. Sul posto la polizia stradale ed il personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico.